Buonasera, alle principali notizie. A Palermo la rivolta a Sferracavallo contro pizzo e violenza. Residenti e commercianti vittime di aggressioni manifestano in piazza. Nuovo incidente stradale a Palermo nello scontro fra uno scooter e un'auto a noleggio con a bordo 2 turisti. Ha perso la vita un motociclista. Carceri in emergenza in Sicilia, Gazzi nel Messinese aggredita a calci e pugni una funzionaria della polizia penitenziaria ad Agrigento dopo la rivolta della settimana scorsa, convalidati 8 arresti. A Trapani un minorenne fuma dentro un bus urbano a Marsala, l'autista ferma il mezzo e lo schiaffeggia, il comune ha avviato un'indagine. A Catania, piazza Rosa Balistreri, da poco inaugurata, già nel degrado, verde incolto, fontane fuori uso e rifiuti ovunque. Roberto Vecchioni ad Agrigento, contra il silenzio e il tuono, il cantautore regala al pubblico un messaggio: amare la vita, sempre. Calcio, Catania, Ascoli e Salernitana le favorite dei bookmaker per i play-off di Serie C. Rossazzurri da martedì ritiro a Veronello entreranno in gioco il 17 maggio. Eccoci, buonasera, benvenute e benvenuti. E dunque famiglie, residenti, commercianti in piazza a Sferracavallo. Siamo a Palermo contro la recrudescenza della violenza che da novembre fino ad oggi ha portato a numerosi danneggiamenti, intimidazioni e sparatorie a colpi di Kalashnikov dalla borgata fino alla zona nord di Palermo. Alio Viola. E allarme recrudescenza della violenza e probabilmente anche della richiesta di pizzo a Palermo. Non solo le 3 sparatorie contro attività commerciali e abitazioni nel mese di aprile. Dallo scorso novembre è un continuo narrare di episodi del genere. Colpi d'arma da fuoco contro auto, vetrine, saracinesche e abitazioni. E adesso a scendere in piazza sono anche i residenti della borgata di Sferracavallo, al centro di alcuni di questi episodi. Qualche centinaio fra commercianti e residenti hanno inscenato ieri pomeriggio una manifestazione di piazza rispondendo alla chiamata dell'associazione Filis, una protesta avvenuta poco distante dal ristorante Brigantino colpito nella notte fra il 24 e il 25 aprile da una sventagliata di mitra Kalashnikov. Palermo ha acceso i riflettori ed è il momento di cambiare questa città, dire no alla mafia come si è fatto oggi, una manifestazione pubblica in cui è venuta tutta Sferracavallo e Palermo ha messo gli occhi giusti su un tema che nel 2026 non dovrebbe neanche essere un tema, perché non dovrebbe accadere, le intimidazioni di stampo mafioso. Diciamo basta. Un episodio, quello del danneggiamento al Brigantino, che gli inquirenti ricollegano ad altri avvenuti a Tommaso Natale il 9 aprile contro il deposito della Sisti di Baicar e a Palermo in via Don Minzoni la notte fra il 29 e il 30 aprile. Episodi che potrebbero preludere a richieste di pizzo che però non sarebbero ancora state avanzate. A Siracusa, durante i festeggiamenti per Santa Lucia, l'arcivescovo Francesco Lomanto si è rivolto agli adulti per stare vicino ai giovani e dice: stiamo annegando nelle sabbie mobili dei social che hanno rubato il posto all'incontro costruttivo e conducono un pericoloso isolamento autolesionista. Torniamo a Palermo, c'è stato un tragico incidente questa mattina nel centro città, un motociclista ha perso la vita all'incrocio fra le centrali via Libertà e via Lazio. Sentiamo Manlio Viola. Tragedia della strada in pieno centro cittadino oggi a Palermo. Nello scontro fra una Vespa e un'auto a noleggio con a bordo 2 turisti ha perso la vita un motociclista di 37 anni. La vittima si chiamava Dario Matranga. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 8 del mattino di una tranquilla domenica all'incrocio fra via Libertà e via Lazio, un incrocio molto trafficato e regolato da un semaforo. Drammatiche le fasi del soccorso. Nell'incidente il motociclista è stato scaraventato a terra e le sue condizioni sono subito apparse gravi. Il personale del 118 arrivato rapidamente ha tentato di stabilizzarlo sul posto. Interventi rianimatori avvenuti sul selciato fra i passanti prima di trasportare con urgenza in codice rosso Matranga al centro traumatologico del vicino ospedale di Villa Sofia. Nonostante i tentativi dei sanitari, l'uomo è deceduto poco dopo. Le indagini sono affidate alla polizia municipale, che dovrà stabilire l'esatta direzione dei mezzi e chi fra i due non abbia rispettato precedenze al semaforo. Questa nuova vittima della strada aggrava un bilancio già pesante per il territorio siciliano in queste ore. Solo ieri, infatti, un altro drammatico scontro era avvenuto a Campofelice di Roccella, dove a perdere la vita era stato un anestesista di 39 anni, anche lui a bordo di una moto. 2 vite spezzate in meno di 24 ore solo nel palermitano, alle quali si aggiungono gli incidenti mortali registrati nel trapanese.
A Messina una agente di polizia penitenziaria è stata aggredita da un detenuto. La denuncia del sindacato Consipe. Ad Agrigento invece, dopo la rivolta della settimana scorsa, sono 8 gli arresti. Francesco Triolo. Ancora aggressioni in carcere a Messina. Nella struttura di Gazzi una sovrintendente della polizia penitenziaria è stata colpita da un detenuto mentre cercava di aiutare un collega in difficoltà. Secondo quanto riferito dal sindacato Consipe, l'uomo, un detenuto di origine calabrese, avrebbe reagito con violenza, spinte, calci, pugni al braccio e alla spalla e anche sputi al volto. Nonostante l'aggressione, la sovrintendente riuscì a intervenire e a mettere in sicurezza il collega, evitando conseguenze peggiori. A sottolineare l'accaduto il presidente nazionale del sindacato Mimmo Nicotra, che parla di atto di grande coraggio e chiede che il gesto non venga dimenticato ma riconosciuto ufficialmente, e chiede il trasferimento immediato e d'urgenza del detenuto aggressore, un'azione disciplinare esemplare. L'episodio riaccende l'attenzione sulle condizioni di lavoro all'interno degli istituti penitenziari e sulla sicurezza degli agenti, spesso chiamati a operare in situazioni di forte tensione. Appena giovedì scorso un'altra violenta rivolta era scoppiata nel carcere di Agrigento e adesso il GIP del Tribunale Michele Dubini ha convalidato l'arresto degli 8 detenuti protagonisti delle violenze all'interno del Pasquale di Lorenzo. I detenuti avevano aggredito un sostituto commissario e un altro agente, sottraendo loro le chiavi per aprire le celle e devastando il reparto. Sono stati danneggiati quadri elettrici, estintori, suppellettili. Solo l'intervento della polizia penitenziaria in assetto antisommossa ha permesso di riportare la calma e isolare i responsabili dopo ore di devastazione. Un minorenne fuma all'interno di un autobus urbano a Marsala, siamo in provincia di Trapani. L'autista ferma il mezzo e lo schiaffeggia. Il comune ha avviato un'indagine mentre i genitori del ragazzo si sono rivolti ad un avvocato. Sentiamo Laura Spanò. La vicenda è avvenuta lo scorso 29 aprile a Marsala. Il conducente di un autobus di linea cittadina pieno di ragazzi avrebbe schiaffeggiato uno studente perché, invitato a non fumare all'interno del veicolo, avrebbe risposto in modo inappropriato. Il confronto fisico, nato dopo il richiamo dell'autista, è degenerato rapidamente e l'episodio è documentato da un video realizzato da una persona presente. Nelle immagini non si vede il momento dello schiaffo, ma si sente uno schiocco. Il comune di Marsala ha disposto un'indagine amministrativa. Il vice sindaco con delega ai trasporti pubblici Giacomo Tumbarello ha chiesto di avviare le necessarie indagini per accertare la realtà dei fatti. Il rispetto delle regole sui mezzi pubblici è fondamentale, dice, così come lo è il rispetto delle persone e dei ruoli. Sulla vicenda interviene anche la famiglia del ragazzo attraverso l'avvocato Daniele Cimiotta. In una nota illegale sottolinea come dalle immagini emerga in modo inequivocabile lo schiaffo sferrato dall'autista, definendo l'episodio di estrema gravità anche perché ai danni di un minore e da parte di un soggetto impegnato in un pubblico servizio. Pur riconoscendo che la dinamica sarà oggetto di ulteriori accertamenti, la famiglia evidenzia che nessun comportamento, quando anche inopportuno, può giustificare il ricorso alla violenza fisica. Secondo il racconto del ragazzo, il diverbio sarebbe nato da un ritardo nel risalire sul bus dopo aver fumato alla fermata, comportamento ritenuto biasimabile ma non tale da giustificare quanto accaduto. Viene chiesto perciò un intervento delle autorità per chiarire i fatti ed evitare il ripetersi di episodi simili. A Siracusa un incendio scoppiato nel pomeriggio in contrada Renella ha distrutto macchia mediterranea, messo in pericolo una casa. Infatti è stata fatta evacuare la famiglia che la abita. Sul posto sono intervenute autobotti dei vigili del fuoco e un elicottero dei vigili sempre del fuoco di Catania. Veniamo a Catania, dove irregolarità sanitarie e amministrative sono state scoperte in un agriturismo di contrada Coda Volpe, emerse anche da controlli di polizia, vigili urbani e ASP. Gli animali, tra cavalli, asini, poni e struzzi, non avevano controlli veterinari e tracciabilità. Rilevata anche la mancanza delle autorizzazioni per svolgere attività con il pubblico e elevate sanzioni per oltre 30.000 euro. Restiamo a Catania, vi mostriamo le condizioni di degrado di piazza Balistreri. L'11 agosto del 2025 l'inaugurazione alla presenza del ministro Musumeci. A distanza di 9 mesi l'area già in abbandono. Tonino De Mana.
È la prima opera di bonifica urbanistica, di riqualificazione urbanistica che viene compiuta a Catania, credo nell'ultimo mezzo secolo. Non posso che essere orgoglioso. Lo sguardo estasiato del ministro Musumeci che osserva piazza Rosa Balistreri, dove sorgeva il plesso degli ospedali Santa Marta e Villahermosa. Intorno tanto verde, nuovi alberi e due caratteristiche vasche. Era l'11 agosto 2025. A distanza di quasi 9 mesi, quella piazza che rendeva orgogliosi Musumeci, il sindaco Trantino e tanti catanesi è già in totale stato d'abbandono. Le immagini non lasciano spazio a interpretazioni. Il verde è quello incolto e infestante di una vegetazione fin troppo spontanea, erba alta che quasi nasconde una fontana, naturalmente a secco. E che dire dei rifiuti sparsi ovunque, con cestini traboccanti ed anche distrutti. Uno di questi è stato sradicato e scaraventato poco distante. Capitolo fontane. L'acqua non zampilla da mesi, il sistema è stato danneggiato e dentro sono ben visibili carta, plastica e cocci di vetro. Chi passa o frequenta la piazza rimane più che deluso. Era bellissimo all'inizio, ma forse per 2 settimane. È un vero peccato che è abbandonato così. Hai detto che abiti in America. In America, quando realizzano una piazza, cosa fanno poi? C'è un team di manutenzione che viene ogni giorno, appunto. Qua non si vede nessuno. È abbandonata, trascurata. C'è l'immondizia nelle vasche. La superficie totale dell'area è di 4.150 metri quadrati, 1.250 dei quali destinati a verde, sempre più sbiadito ed appassito, con il caldo estivo che rischia di cancellarlo definitivamente. Breve pausa, poi un campionato di calcio a 8 vinto dai magistrati catanesi. Magistrati catanesi campioni d'Italia di calcio a 8, la formazione allenata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso si è imposta in finale contro Milano, terza Palermo. Orazio Longo. Alla fine vince la S Magistrati Catania, battuta Milano in finale. Gli etnei, campioni d'Italia, replicano i successi del 2016 e del 2023. Terza Palermo. La 12ª edizione del torneo nazionale ANM di calcio a 8 si è conclusa all'Etna Padel di San Giovanni La Punta, al termine di 4 giornate intense. La finale ha premiato la formazione allenata dal procuratore aggiunto del Tribunale di Catania, Ignazio Fonso, capace di imporsi per 2-1 su Milano grazie alla doppietta del magistrato Dario Bonanno. Il calcio è una metafora sociale, politica, è un momento di aggregazione, è un momento di comunanza, è un momento di esplicitazione della personalità di ciascuno di noi senza nulla togliere a nessun altro sport, anzi. 13 le squadre provenienti da tutta Italia, tanti gol e un clima di rispetto e fair play che ha caratterizzato ogni gara. L'organizzazione è stata curata dalla S Magistrati Catania insieme al XAIN e a Pianeta Vacanze Consulting con la collaborazione dell'Ansmes Catania. Noi siamo fieri ed orgogliosi di aver contribuito alla buona riuscita della manifestazione. In primo luogo abbiamo trasmesso sicuramente il valore importante che è quello della legalità, delle manifestazioni nel rispetto delle regole. La Coppa Discipline è andata all'Abruzzo, il titolo di capocannoniere è stato conquistato da Daniele Moro con 7 reti. 11ª edizione del premio Salva la tua lingua locale, sezione scuola, premiati a Roma in Campidoglio studenti delle scuole Pro Loco impegnate nella valorizzazione delle lingue locali. Il servizio. I dialetti e le lingue locali come patrimonio unico da tutelare, valorizzare e trasmettere alle nuove generazioni. Il senso di Salva la tua lingua locale, 11ª edizione del premio indetto dall'Unione delle Pro Loco d'Italia, da Ali Autonomie Locali per l'Italia, con la collaborazione del Centro Montale e per la sezione scuola dell'EIP, Scuola Strumento di Pace. 22 gli istituti scolastici premiati a Roma, nella Sala Giulio Cesare, in Campidoglio, oltre 90 le scuole che hanno partecipato provenienti da tutta Italia. Dalla musica alla prosa alla poesia, tanti temi toccati, tanti giovani coinvolti. Questo è il valore del premio Salva la tua lingua locale, rivolto alle scuole, perché vogliamo che i ragazzi si avvicinino sempre di più alla propria identità locale, alla conoscenza del proprio dialetto e
di parlare sempre di più nella propria lingua. Questo è un modo anche per riconoscere ancora di più la propria identità e il proprio patrimonio immateriale. Per la sezione musica il primo premio è stato assegnato al Liceo Margherita di Navarra di Monreale, in provincia di Palermo, alla Luna Giada Di Maria della classe terza B con il brano Maledetta Guerra. Riconoscimento testimone del Genius Loci ad Angela Puglisi, presidente della Proloco di Novara di Sicilia. Menzioni d'onore per gli istituti Serafino Amabile Guastella di Chiaramonte Gulfi e il rettore Evola di Balestrate. Roberto Vecchioni in concerto ad Agrigento con Il silenzio, il tuono, e il cantautore regala al pubblico un messaggio: amare la vita sempre. Sentiamo Davide Sardo. Ogni canzone d'amore si perde nel vento, non sai dove va. Applausi, emozioni e parole che arrivano dritte al cuore. Roberto Vecchioni è tornato sul palco e ha conquistato il pubblico di Agrigento con Tra il silenzio e il tuono. Un concerto intenso tra musica e riflessione che ha ripercorso il suo universo artistico, dal richiamo autobiografico di Chiamami ancora amore ai grandi temi che da sempre attraversano le sue opere: vita, amore, sogno e memoria. E le lettere d'amore fanno solo ridere. Nella prima parte spazio ai brani più recenti e alle storie di chi ha saputo sfidare il destino e scegliere la vita. Poi il viaggio nel passato. I grandi classici hanno acceso la platea in un coro collettivo carico di nostalgia e significato. Portami via da qui. Uno spettacolo che ha lasciato il segno, un messaggio chiaro: amare la vita sempre, anche nelle sue contraddizioni, perché è nello sguardo che cambia tutto. Ci fermiamo, breve pausa allo sport con il calcio. Si preparano i play-off in Serie C e il Catania entrerà in gioco fra 2 settimane. Eccoci al calcio, al via i play-off della Serie C. Il Catania entrerà in gioco fra 2 settimane, così come alcune delle rivali più accreditate. Conosciamole meglio con Marco Carli. Piazze storiche affamate di calcio, non come Catania per numero di sostenitori e anche, guardando alla maggioranza delle avversarie dirette, per anni di attesa, ma tutte con trascorsi in B, anche in A e con ultimi anni burrascosi. Sono, secondo i bookmaker, i club che si contenderanno la promozione. Ascoli e Catania le favorite, poi Salernitana, Ravenna e Union Brescia. Partiamo dalle squadre che sono arrivate seconde, come i rossazzurri. L'Ascoli ha sperato fino all'ultima giornata nel girone B, ha avuto la meglio l'Arezzo. I bianconeri sono scesi in C nel 23-24 dopo una serie di stagioni fra i cadetti. La storia è nota, l'Ascoli di Rozzi, delle cronache di Tonino Carino, è rimasto negli annali. Il presente parla di una gran stagione di Duffizzi e Gori, in panchina Tomei, ex Picerno. Nell'Union Brescia, secondo nel girone A dominato dal Vicenza, il punto di riferimento è l'allenatore Eugenio Corini. Nella città lombarda, il calcio professionistico è rinato dopo il cambio di sede della Feralpi Salò ed in seguito allo scioglimento del Brescia Calcio per problemi finanziari. Fra le altre favorite c'è la Salernitana, conosciuta dalle nostre parti, affidata a Cosmi per provare una risalita dopo la doppia retrocessione consecutiva. Terza nel girone del Catania, così come terzo è arrivato il Ravenna nel girone A, sospinto da Tenco Lang e dall'ex Trapani Fischnaller. L'anno scorso i romagnoli sono risorti dalla Serie D, da febbraio a guidarli è Mandorlini. La società prova a risalire dopo il fallimento del 2001 e l'esclusione del 2011, non vede la B dal 2007-2008. Piazze di livello e ce ne sono anche fra le outsider, almeno secondo i bookmaker: Cosenza, Crotone, Casertana, Potenza, Campobasso. Solo alcune delle rivali del Catania, quando entrerà in gioco la squadra di Toscano, saranno rimaste in 8. La vera corsa rossa-azzurra per tornare nel calcio che conta partirà da lì. E il Messina giocherà domenica prossima a Ragusa, lo spareggio salvezza. Martedì 12 maggio l'udienza per il ricorso presentato dalla Reggina. Veniamo al calcio a 5. Grazie al pareggio in rimonta di Sala Consilina, la Meta Catania chiude in testa la stagione regolare. Ora i play-off per provare a confermarsi campione d'Italia. Marco Carli.
La ricerca del triplete può partire. Dopo la Coppa Italia e la Coppa Divisione, la Meta Catania chiude al primo posto la stagione regolare del campionato di futsal di Serie A e adesso nei playoff inseguirà il terzo scudetto consecutivo, il 3 che ritorna. Nell'ultima partita, prima degli spareggi scudetto, ad avere la meglio è stato invece il numero 4, i gol segnati sia dal Sala Consilina che dai rossazzurri. Un 4 pari, colto in rimonta dagli uomini di Guarra con grande voglia, nonostante le assenze di Podda, Tim e Turmena, e grazie alle reti di Silvestri e Musumeci dopo essere andati sotto 4-1, punteggio con cui si è chiuso il primo tempo. Nella ripresa solo la musica della Meta, che rischiava di lasciare il primo posto alla L84, invece ha reagito. Prima l'azione di Carmelo Musumeci e la rete del 4-2, poi il tiro di Silvestri per il -1. E infine ancora il numero 5 rossazzurro per il risultato finale 4-4 e primo posto in ghiaccio, con la possibilità di giocare sempre al Palacatania le gare decisive dei playoff. Gli etnei chiudono la stagione regolare con 19 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, miglior attacco con 122 reti, Turmena bomber della regular season con 22 centri. Adesso playoff scudetto, gara 1 ad Avellino contro la Sandro Abate il 16 maggio, gara 2 al Palacatania il 21 maggio ed eventuale gara 3 ancora al Palacatania 2 giorni dopo. Prima di chiudere, una notizia appena battuta dall'ANSA: il corpo senza vita di un 65enne è stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco in un laghetto artificiale adibito ad uso agricolo in contrada Gaito a Calacibetta. Siamo nell'Ennese. Sul posto anche i carabinieri che indagano per chiarire la dinamica dell'accaduto. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto e buona serata.